Venezia per contestare le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Corteo dalla stazione, in programma tuffi, musica e presidi al grido giù le mani dalla città. Intanto stasera all'Arsenale l'ultimo atto della 3 giorni di festeggiamenti oggi per sposi, ospiti, giornata di svago in città, poi il party a cui è annunciata Beyoncé ed è già tempo di tirare i primi bilanci. Continuano le ricerche di un architetto veneziano di cui da ieri non si hanno più notizie. L'auto dell'uomo è stata ritrovata in Val di Pramper nel comune di Val di Zoldo. Dramma in Rio Sant'Era Apostoli, una pensionata veneziana di 80 anni si è improvvisamente sentita male ed è crollata a terra senza esito i tentativi di rianimarla. Rabbia e indignazione a Venezia per il doppio furto che ha provocato un danno da migliaia di euro all'Emporio della Solidarietà di Canareggio, tolto il cibo di bocca a tante famiglie, dicono. A Mira prende vita il progetto da Giare a Punta Fusina per il rilancio sostenibile della laguna. Il progetto sarà finanziato con 500.000 euro provenienti dalla legge speciale per Venezia. È stato presentato il logo ufficiale per il riconoscimento del merletto di Burano come prodotto IGP, è un passo decisivo per proteggere e valorizzare un'eccellenza artigianale veneziana. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Noi in apertura di telegiornale andiamo proprio a Venezia, in centro storico, dove c'è per noi il nostro Filippo Fois, ovviamente per parlare delle proteste tanto annunciate per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Filippo, vedo del movimento dietro di te, buonasera. Sì, dunque questa è l'altra faccia rispetto a quello che sta capitando in questo momento all'Arsenale di Venezia, dove sapete che si sta svolgendo l'ultimo Gran Galà, l'ultimo festeggiamento di questa intensa 3 giorni per le nozze di Jeff Bezos. Noi in questo momento ci troviamo in campo San Giacometto a Rialto e come vedete è in corso una manifestazione che era stata già annunciata da giorni, una manifestazione di protesta sia per l'uso che è stato fatto della città come passerella da parte di da parte di Jeff Bezos, sia per quello che è il modello economico che questo importante imprenditore americano rappresenta. È una manifestazione che è partita dalla stazione Santa Lucia, ha percorso tutta Strada Nova, ha girato all'altezza di Santi Apostoli, dopodiché si è fermata sul ponte di Rialto dove sono stati accesi dei fumogeni e infine siamo arrivati qui in campo San Giacometto a 2 passi dal ponte di Rialto. Sono migliaia di persone che hanno sfilato in maniera molto ordinata, arrivano un po' da tutto il Veneto e forse anche dal Friuli Venezia Giulia, dal Trentino Alto Adige. Qui adesso ci saranno una serie di interventi da parte dei promotori della manifestazione, che questo neonato collettivo No Space for Bezos. Allora noi prima che cominciasse la manifestazione abbiamo avvicinato Tommaso Cacciari, per cui ascoltiamo che cosa ci ha detto. Allora andiamo avanti e vediamo se riusciamo a raggiungere qualcuno delle persone che sono tra gli organizzatori, per cui ci spostiamo. Chiedo a Nicola Marcato se mi può seguire. Andiamo vicino al luogo in cui stanno avvenendo gli interventi. Un istante solo, eccoci qui. Siamo in diretta. Stella Fayet, che è tra le organizzatrici di questa manifestazione. Questo è un punto di partenza o di arrivo? Scusate. È un punto di partenza o di arrivo? Beh, assolutamente un punto di partenza. Appunto oggi ci siamo riprese la nostra città dopo aver respinto un pochino più in là un multimiliardario che appunto pensava di poter fare quello che voleva della nostra città con i soldi, tra l'altro, e i profitti ottenuti dal finanziamento della guerra, e come viene detto nell'intervento in questo momento, con lo sfruttamento e il controllo di lavoratrici e lavoratori. Quindi ecco, per noi questo è un ottimo risultato, ma è assolutamente soltanto l'inizio e continueremo a mobilitarci ogni volta che sarà necessario. Grazie a Stella Fayet. E adesso noi ascoltiamo credo Tommaso Cacciari, credo che sia pronto, per cui mandiamo intanto questa intervista che è stata fatta all'inizio della manifestazione. Gli unici limiti per
posti a questi qua, miliardari, glieli abbiamo posti noi dal basso. Cioè, noi siamo contenti, ma è sbagliato, capite questa cosa qua? È sbagliato. Cioè, il fatto di non fare la misericordia e farla all'Arsenale, doveva dirglielo 6 mesi fa un sindaco, non le contestazioni. Il fatto anche questa roba che dà i milioni, 30 milioni che è costata tutta sta baracca, 30 milioni rapportato a 200 e passa miliardi di suo patrimonio personale, in relazione a 22.000 euro l'anno che è lo stipendio medio di un italiano, è come se a lui tutta la baracca da 30 milioni gli fosse costato un caffè e una brioche. Te dà 1 milione, è come se noi gli dessimo un 30° di una brioche. Ah, ma che grande generosità! Allora riprendiamo la linea sempre da Campo San Giacometto. Federica Toninello è un'altra delle promotrici del comitato, del coordinamento No Space for Bezos. Siete soddisfatti della risposta che c'è stata oggi? Perché avevano detto che eravate 4 gatti. Non mi sembra proprio che siamo 4 gatti, il campo è pieno, siamo almeno 4-5 mila persone che oggi hanno partecipato, quindi per noi è l'ennesimo risultato di questa protesta, di questa bellissima protesta che è stata fatta in questi giorni. Sono anche tantissime, devo dire, le voci che si sono susseguite oggi, c'erano persone veramente da tantissime parti d'Italia ma anche da tutta Venezia, quindi è solo e soltanto bellissimo. Dal punto di vista propositivo, qual è la Venezia che vi augurate? Quale Venezia vorreste? Vorremmo una Venezia che ponga al centro i cittadini e le cittadine e che invece in cui invece non ci fossero sempre i turisti al centro e il turismo al centro. Ecco, questo è quello che vogliamo, una politica che torni a parlare dei cittadini. Grazie a Federica Toninello e noi restituiamo la linea allo studio da Venezia. E insomma le immagini che ci arrivano in diretta, grazie a Nicola Marcato e a Filippo Fois, sono eloquenti. Allora andiamo subito in diretta telefonica da Lorenzo Maier per fare il punto invece dei festeggiamenti dei Bezos. Lorenzo, buonasera. Buonasera Elia, dai nostri telespettatori qui all'Arsenale in una cornice blindata, si sente però la musica che sta arrivando, sono ancora in corso delle prove perché il grosso degli ospiti deve ancora arrivare, c'è come al solito in questi giorni il solito rituale di tantissimi motoscafi che stanno attraversando la laguna. Siamo nel complesso monumentale dell'Arsenale, un fortino, è proprio il caso di dirlo, e mai come questa sera l'immagine è adeguata, è appropriata. Fa molto caldo, c'è un cordone della sicurezza che sta lavorando molto bene, la situazione è tranquilla, non ci saranno, i rumors dicono così, non ci saranno né le rigare del programma, ne avevamo parlato anche nel servizio, diciamo che gli echi della protesta che si sta sviluppando poco distante da qui in città non si sentono perché qui c'è il glamour, l'attenzione dei paparazzi è tutto per cercare di catturare qualche immagine che per il momento l'impresa è ardua, si sono viste moltissimi vestiti eleganti, moltissimi signori, ma ancora per quanto riguarda i 200 ospiti nessuno si è fermato a concedere qualche selfie ai curiosi che comunque ci sono radunati qui fino alle 2 di questo pomeriggio. È di so che siamo con i tempi particolarmente stretti, per cui se non hai domande dallo studio ti restituisco la linea e ci aggiorniamo. Grazie Lorenzo per questo punto fatto su quello che è stata questa giornata a Venezia per i Bezos. Insomma sta calando il sipario delle notti veneziane da sogno dei due nuovi sposi. Vediamo dunque il servizio. Lontano da possibili contestazioni e dalle manifestazioni del pomeriggio, nel fortino dell'Arsenale gli sposi Lawrence Sanchez e Jeff Bezos si apprestano a vivere l'ultima notte magica del loro sogno d'amore. Coronato a Venezia, la torre d'ingresso 104 dell'Arsenale è blindata, le bonifiche nella zona sono iniziate fin dal pomeriggio sotto uno stretto controllo della sicurezza. Un matrimonio costato per 3 giorni qualcosa come 22 milioni di euro e un indotto tra diretto e indiretto che alcuni valutano attorno addirittura al 1 miliardo di euro. Cortei di motoscafi ci sono susseguiti in questi giorni sul Canal Grande
come vediamo dalle immagini di Venezia.com. A pochi passi dalla sagra popolare della festa di San Pietro di Castello si vivrà un evento esclusivo e blindatissimo. La cronaca di giornata racconta di aperitivo e pranzo degli sposi all'Aris Bar con Arrigo Cipriani, Ivanka Trump alle gallerie dell'Accademia in visita. Ieri il matrimonio si è concluso anche con i fuochi d'artificio che ci sono specchiati sulla laguna. Questa sera, salvo sorprese dell'ultimo minuto e jet presi in zona Cesarini, non saranno però le nozze né Lady Gaga né Elton John che erano stati annunciati da voci di corridoio. Resta il mistero dunque su chi sarà il cantante che allieterà la serata. Un pianoforte è già stato portato in arsenale. Un matrimonio che, al netto delle polemiche, ha portato alla città una visibilità internazionale enorme. Ecco cosa ne pensa il nuovo direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Daniele Minotto, appena entrato in carica in queste ore, che ha raccolto il passaggio di testimone da Claudio Scarpa, che, raggiunto il meritato traguardo della pensione, resterà nel centro studi dell'AVA. Noi crediamo che sia un evento importante perché promuove la città, perché fa dare un'immagine di una città non d'élite, ma che può ospitare eventi di alta portata, di portare quella che è il turismo di qualità. Quello che serve è evitare quell'immagine di città, di turismo di massa che oggi viene troppo spesso fatta vedere all'esterno. E noi andiamo avanti con la cronaca, una tragedia in Rio Terà, Santi Apostoli a Cannaregio. Una donna, una veneziana pensionata di 80 anni, si è improvvisamente sentita male ed è crollata a terra. I residenti, alcuni camerieri di un vicino ristorante hanno cercato di soccorrerla, guidata telefonicamente dal SUEM 118. Una passante le ha praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'idroambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. E sono ancora in corso le ricerche di un 60enne veneziano scomparso in Val di Zoldo. Un biglietto appoggiato sul parabrezza dell'auto con scritto "Torno alle 14". Sono le ultime indicazioni lasciate da un uomo di 60 anni, noto architetto veneziano, di cui da venerdì pomeriggio non si sono più avute notizie. L'auto dell'uomo è stata trovata nel parcheggio dove finisce la strada per la valle di Pramper, che da Forno di Zoldo risale tortuosamente verso il cuore del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. L'allarme è stato dato in giornata dai familiari, che non l'hanno visto rientrare e non sono riusciti a contattarlo, anche perché la zona è priva di copertura telefonica. Un'area non particolarmente impervia, ma da cui si diramano numerosi itinerari, anche impegnativi, e potrebbe essere questa la ragione per cui l'uomo non è ancora stato trovato. Incessanti le ricerche del Soccorso Alpino Veneto, dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, attivi dal primo mattino anche con il supporto dell'elicottero dotato di moderna apparecchiatura per il rilevamento degli apparecchi telefonici. Una perlustrazione che con il passare delle ore assume sempre più i connotati di una lotta contro il tempo, mentre si continua a cercare, mentre si continua a sperare. Ancora la cronaca, doppio furto che ha provocato un danno da migliaia di euro all'Emporio della Solidarietà di Cannaregio. Purtroppo abbiamo subito nel giro di una settimana 2 furti, il primo solo 10 bottiglie d'olio, ma che per noi comunque è una spesa grossa perché ormai l'olio extravergine di oliva costa moltissimo, e nel secondo furto purtroppo, che è stato fatto tra le 3:15 e le 3:30 del pomeriggio, quindi in pieno giorno, purtroppo sono stati svuotati tutti i frighi, quindi tutto il fresco è stato portato via. Hanno letteralmente svuotato i frigoriferi, portando via prosciutto, formaggio, yogurt e tutto ciò che era disponibile, ma si sono anche dedicati ad altro, dal latte a lunga conservazione all'olio, dallo shampoo al tonno, per poi andarsene con i carrelli dell'Emporio della Solidarietà, un'organizzazione di beneficenza con base a Cannaregio che offre aiuto a tutti coloro che si trovano in difficoltà. Il danno causato dai ladri è stimabile tra i 2.500 e i 3.000 euro. Il problema grosso è che noi in agosto chiudiamo e di conseguenza il luglio noi dobbiamo comprare per 2 mesi, quindi abbiamo avuto un grossissimo danno perché ci hanno portato via una parte della spesa di luglio, quindi dobbiamo ricomprare luglio
e dobbiamo ricomprare e naturalmente comprare anche agosto, perché anche se siamo chiusi noi non lasciamo nessuno senza spesa, diamo a tutte le persone che ci chiedono una spesa. I ladri non hanno mancato di fare un disastro anche negli uffici, tutto per vanificare il lavoro di un mese dei 75 volontari che ogni giorno donano il proprio tempo per chi vive in difficoltà. Quasi impossibile che chi ha agito non sapesse di stare letteralmente togliendo il cibo di bocca alle famiglie meno abbienti della zona. All'Emporio oggi c'è rabbia e sconforto, ma anche un raggio di speranza. Tante persone mi hanno telefonato per la solidarietà, quindi condanno fermamente le persone che hanno fatto questo gesto, però grazie di cuore a una Venezia solidale che sta cercando come può di aiutarci. E alla Regione non risulta alcuna proposta per l'acquisto della Superjet di Tessera, lo ha chiarito l'assessora al lavoro Valeria Mantovan, smentendo alcune notizie circolate in questi giorni, chiarendo che né dall'incontro con il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso né a seguito di ulteriori verifiche chieste al Ministero è risultata l'esistenza di una nuova ipotesi di acquisto Superjet International avanzata da un nuovo soggetto. Ed è stato svelato il nuovo logo del Merletto di Burano, simbolo del percorso verso l'IGP, un passo decisivo per proteggere e valorizzare un'eccellenza artigianale veneziana. Presentato sull'isola di Mazzorbo il logo ufficiale per il riconoscimento del Merletto di Burano come prodotto IGP. L'iniziativa, promossa dal maestro artigiano Massimiliano Zane e dall'assessore Sebastiano Costalonga, nasce per tutelare la produzione originale e contrastare le imitazioni. Un prodotto che viene tramandato da secoli, di generazione in generazione, e che aveva necessità di essere tutelato con un marchio di protezione. Il logo, realizzato da Lorenzo Amendola, sarà apposto su ogni prodotto autentico insieme a un certificato di garanzia. Definito anche un disciplinare tecnico, è istituita una commissione di 4 maestre merlettaie per il controllo qualità. Il progetto punta anche alla formazione di nuovi artigiani grazie al finanziamento regionale di un percorso di formazione. Darà la possibilità a 10 nuove merlettaie di fare un corso di 12 mesi con 200 ore di tirocinio nelle aziende per cercare di imparare questo mestiere, questa arte. Prossimi obiettivi: creare un albo delle merlettaie e riaprire una scuola del merletto per evitare la scomparsa di un mestiere storico. Si chiude così questa edizione del telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo di noi, come sempre, le previsioni del tempo, poi il TG di Treviso. Una buona serata, arrivederci.